Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, lei presenta un libro, Quello che resta. Cosa resta? Quello che resta è principalmente quello che resta da fare. Ho scelto e resta davvero moltissimo da fare per ciascuno di noi. L'ONU l'anno scorso ha consegnato una relazione ufficiale con la quale ci sanziona definendo questi crimini, i femminicidi, dei crimini di Stato, quindi imputando anche la responsabilità, una responsabilità collettiva. Si è detto spesso che il femminicidio è l'unico crimine con un colpevole e moltissimi responsabili. Quei responsabili siamo noi e la cultura di stampo maschilista, per quanto fatichiamo a riconoscerla, di cui siamo ancora fortissimamente impregnati. Ecco, lei racconta anche la storia di una giovane uccisa qualche anno fa in Sicilia, Stefania Noce. Ecco, quali sono i passaggi più significativi, il messaggio che si vuole lanciare attraverso questa storia? Ho scelto di raccontare la storia di Stefania piuttosto che un'altra storia perché Stefania era particolarmente impegnata anche su questo fronte. Stefania era femminista e combatteva contro la violenza di genere. Proprio nella copertina del libro c'è un'immagine che la ritrae intenta a scrivere un cartello con il quale ha partecipato a una manifestazione femminista contro questo tipo di violenza nel 2011. Qualche mese dopo di questa violenza è morta. Questa storia quindi ci insegna che non esistono anticorpi femminili contro questa violenza, che si può essere preparate, combattive, che si può anche riconoscere la violenza, ma questo non ci salva perché si tratta di un fenomeno trasversale e non bisogna solo che le donne imparino a difendersi, ma bisogna che ci sia una rete esterna capace di metterle al sicuro. E poi questa storia è anche un omaggio all'impegno di Stefania che in qualche modo, grazie a un'associazione che la ricorda, continua ancora oggi. In questa particolare giornata il Comune di Porto Empedocle ha voluto rispondere all'appello attraverso la presentazione di questo libro. Certamente, noi riteniamo che sia proprio compito delle istituzioni sensibilizzare al massimo la gente verso determinati problemi. La violenza sulle donne è una delle piaghe sociali più profonde alle quali bisogna assolutamente prestare attenzione. Con la presentazione di questo libro dell'autrice Serena Majorana noi vogliamo rivolgerci un po' soprattutto ai giovani che oggi sono per fortuna qua presenti perché riteniamo proprio che è necessaria un'azione capillare che parta proprio dagli interventi presso le scuole, a partire dalle scuole per poi diffondersi presso insomma, tutti gli aspetti della società.